Ben ritrovati a una nuova puntata sulle Prealpi. Questa volta affronteremo i ripidi pendii meridionali del Col Visentin, quelli che guardano il Fadalto. Raggiungeremo in particolare il Monte Faverghera tramite uno storico sentiero, il 950. La discesa la effettueremo tramite un altro importante e antico sentiero, il Troi del Verdil. Oltre all'escursionismo, tante curiosità. L'itinerario parte in territorio bellunese all'estremità nord-orientale del comprensorio del Col Visentin. La salita si sviluppa lungo il sentiero 950, che può essere raggiunto con due possibili varianti, una da Santa Croce del Lago, l'altra dalla borgata di Lastra. Sarà questa la nostra scelta. Sulla parete frontale di un'abitazione è posto il cartello indicante l'inizio del sentiero, che sale ripido nel bosco fino ad incontrare più in alto le vaste praterie del Pianon a quota 535 metri. Qui è visibile un'altana di osservazione nei pressi della confluenza con l'altro ramo di sentiero che sale da Santa Croce del Lago. In seguito ci inseriamo su una strada forestale e dopo aver superato un incrocio dove in passato sorgeva la lama dei Pieri, ritroviamo nuovamente il sentiero che entra in un silenzioso bosco di conifere. Da notare poco distante la presenza di antichi muri a secco di confine. Nei pressi del sentiero c'è una località nota come Col Digoi ed è quella dove ci troviamo adesso. Il toponimo Col Digoi deriva da Colle dei Maggiociondoli, appunto l'Igol in dialetto è Maggiociondolo. Si vedono queste mura perimetrali che apparentemente hanno un'origine medievale, verrebbe da dire. In realtà le cose non stanno proprio così. Alberto, di che cosa si tratta? Sì, non si tratta di fortificazioni, si tratta di usurpi. È una parola un po' forte che delimita un territorio che è stato usurpato alla cosa pubblica, ovvero c'è stata un'appropriazione indebita di questi terreni parecchi secoli fa da parte delle popolazioni che si sono appropriate di questi terreni. Sebbene siano citati in molte mappe, degli usurpi di Col Digoi si sa ben poco. Secondo la tradizione tramandata dagli anziani, sarebbero sorti ad opera degli abitanti dei borghi limitrofi come base di partenza verso gli alti pascoli dell'Armada e del Verdil. Anche il vicino Cansiglio fu soggetto a questo fenomeno, come documentato da antiche mappe risalenti al XV secolo. Quindi un vero e proprio furto ai danni dello Stato. Esatto. Accidenti. Entriamo ora nella parte più impegnativa del percorso, attraverso i boschi dei Bar della Pala. Procediamo in forte pendenza, percorrendo interminabili rettilinei e numerosi tornanti, lungo quello che era un antico collegamento verso i pascoli di alta montagna. Osserviamo come la vegetazione passa dalle conifere al faggio man mano che saliamo. Giunti a quota 1200 metri, entriamo nelle vaste distese dei Pra della Pala. Il panorama è incantevole verso i borghi di fondovalle e in direzione del Cansiglio. Le vette dell'Alpago si specchiano nell'azzurro turchese del lago di Santa Croce. Seguiamo il sentiero facendo attenzione a non perdere di vista i segnavia, specialmente in caso di nebbia, e arriviamo sull'altopiano ai piedi del Monte Faverghera. Siamo ormai al termine della nostra ascensione, a una quota di circa 1440 metri. Siamo ai piedi del Monte Faverghera e qui transita il Vallon di Faverghera.
La nostra intenzione è quella di continuare per il sentiero 9,50 che ci porterà al crinale di vetta dove c'è la Malga Faverghera e appunto termina il sentiero 9,50. Da quel punto poi ci innestiamo su un tratto del sentiero delle Creste, quello che unisce la Casera con il Col Visentin, e lo abbandoneremo per innestarci sul Troi del Verdil che ci porterà poi a fondovalle. Siamo in un incrocio, qui alla mia sinistra c'è un bypass per chi volesse evitare il lungo giro delle Creste, si può orientare attraverso questo sentiero e quindi raggiungere il Troi del Verdil più velocemente. Ci portiamo a Casera Favergheretta, posta nei pressi del Pian de Cor, e proseguiamo fino ad arrivare a Malga Faverghera. Qui termina la lunga salita del sentiero 950 a quota 1549 metri, nel punto in cui transita il sentiero delle Creste che unisce la Casera del Nevegal con il Col Visentin. La vista spazia tra le grandi vette dolomitiche e l'ampia conca della Valbelluna. Ne approfittiamo per visitare il vicino giardino botanico delle Alpi Orientali, dove si concentrano più di 800 specie vegetali alpine. Fu fondato negli anni 50 ed oggi si estende su 6 ettari, con una sistemazione degli spazi ad aiuole raggiungibili da percorsi tematici, tra boschi e colline panoramiche. Un piccolo paradiso per il visitatore. Ci troviamo nel giardino botanico delle Alpi Orientali che è stato dedicato a Francesco Caldart, uno dei suoi fondatori, insieme a Virginio Rotelli. Il giardino botanico è aperto dalla metà di giugno fino alla metà di settembre, perché trovandoci a 1500 metri di quota la vegetazione ha un intervallo abbastanza breve. È un giardino che vuole concentrare in un'area di pochi ettari la flora di tutte le Alpi Orientali e in modo particolare quelle specie più interessanti che sono endemiche, cioè che hanno il loro areale esteso soltanto alla parte orientale delle Alpi. Potremmo ricordare tra queste l'Eringerum alpinum, la Phycoplexis comosa, il Lilium martagum, Lilium bulbiferum, la Cortusa mattioli ed altre specie che si trovano concentrate tutte all'interno di quest'area. Siamo ormai al giro di boa del nostro anello escursionistico, pronti per affrontare la lunga discesa verso il Fadalto. Ma prima incontriamo il rifugio Brigata Alpina Cadore. Da anni questo monolite di cemento è chiuso al pubblico e in attesa di un suo rilancio vi è qualcuno che ha pensato bene di abbellirlo con dei murales. Il sentiero delle Creste è assai frequentato dagli escursionisti perché è poco impegnativo e ricco di scenari di incomparabile bellezza. Ci siamo. Il nostro GPS avvisa che siamo pronti per la discesa. Seguiamo il segnavia del sentiero europeo numero 7 fino ad arrivare ai ruderi delle Casere Mognoi, uno dei tanti simboli dell'abbandono in montagna, e procediamo al margine dell'impervio Gravon del Verdilon, che scende dritto dritto verso il Fadalto.
Ancora una volta ci fermiamo a contemplare i laghi e i borghi di fondovalle. L'Astra di Santa Croce è ancora lontano. Oltrepassiamo i ruderi dell'Armada, dove transitano rari camminatori, ed in seguito scendiamo sui prati del Verdil, che assegnano il nome a questo tratto di sentiero, il Troi del Verdil. La presenza di piccoli luoghi sacri lungo i sentieri, quindi croci, piccoli tabernacoli, appunto la Madonnina come vediamo adesso, sono sempre stati molto importanti perché rappresentavano un punto fiduciario, un luogo di raduno delle persone, ma erano anche l'occasione per tirare il fiato dopo tante fatiche lungo il sentiero. Il sentiero ora diventa alquanto ripido, ma per i più allenati sarà un vero divertimento. Quasi senza accorgercene siamo a Borgo Brigola. Questo piccolo nucleo di vecchie case era disabitato fino a pochi anni fa, ma c'è chi ha voluto riscoprire le vecchie tradizioni, vivendo di quello che offre la natura e il lavoro dei campi. Federico e Marta allevano galli, galline, quaglie, caprette. Sembra quasi di essere tornati indietro con i tempi. Ci siamo, ormai è fatta. Abbiamo superato Borgo Brigola e ci troviamo in un incrocio. Qui abbiamo due possibilità di scelta per chiudere il nostro itinerario: o seguire alla mia destra lungo un'antica strada che ci porterà nuovamente al tracciato di partenza per chiudere quindi l'itinerario attraverso i prati del Pianon, oppure scendere lungo questa strada per arrivare a Sella di Fadalto. Sarà questa la nostra soluzione e chiuderemo così l'anello. Vi do appuntamento a una nuova escursione sulle Prealpi.